Ciao a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio e bentornati alla rubrica La partita della settimana. Oggi mi vedete inquadrato in maniera diversa perché io, avendo sia la maglietta della Lazio e sia la maglietta della Roma, ma soprattutto avendo amici di entrambe le squadre, non volevo indossarne una in particolare parlando di Lazio-Roma, ma volevo farvele vedere entrambe, quindi le ho messe entrambe vicine, così vinca il migliore tra Lazio e Roma e ognuno tifi per quello che vuole. Io mi sono messo una maglietta neutra per parlarvi di Lazio-Roma della stagione 99-2000, che fu una partita molto particolare, giocata il 25 marzo del 2000, che fu sabato. Io non mi ricordavo il motivo per cui fosse sabato, ero sicuro che non fosse il sabato di Pasqua, perché ricordo che a Pasqua io ero da un'altra parte e ricordo che partite c'erano, e non riuscivo a capire perché si fosse giocata tutta la giornata di sabato. Ho chiesto a un mio amico che di solito si ricorda tutto un po' come me e non se lo ricordava nemmeno lui, poi andando un po' a rimestare nelle notizie addirittura quasi di cronaca, ho visto che era stato proclamato uno sciopero degli assistenti di volo, quindi uno sciopero degli aerei, in cui non era garantita la possibilità di potersi spostare. E così la Lega decise di giocare, la domenica questo, decise di giocare tutte le partite di sabato 25 marzo, proprio per e addirittura Milan-Juventus si giocò il venerdì sera come anticipo, per garantire i vari spostamenti sia alle squadre sia ai tifosi e anche ai giornalisti che erano al seguito delle partite. E arriva questo derby di sabato pomeriggio, la Lazio è all'inseguimento della Juventus per lo scudetto, la Roma prova ad inseguire il quarto posto, Lazio di Eriksson, Roma di Capello. Tra l'altro è un momento molto particolare per tutte e due le squadre, tant'è che in molti pronosticano un pareggio che più o meno lasci tutto inalterato e non faccia entrare in crisi e in contestazione una delle due squadre. La Lazio è reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due partite, pareggio 2-2 contro l'Inter all'Olimpico, in cui l'Inter vinceva 2-0 e la Lazio nel finale riesce a rimontare, e una sconfitta 1-0 in casa del Verona, che sembrava aver veramente ormai tarpato le ali alla Lazio nella sua rincorsa scudetto alla Juventus, e poi come sappiamo non sarà così. La Roma ancora peggio, perché arriva da 3 sconfitte nelle ultime 4 giornate, che stanno mettendo a serio rischio il quarto posto. Infatti la Roma non riuscirà poi a raggiungere il quarto posto. La partita si gioca in un pomeriggio anche molto caldo, tra l'altro Roma è una città fantastica dal punto di vista del clima, ci sono queste giornate di ottobre e aprile che sono caldissime ma non afose, quindi si riesce a stare veramente bene ed è la temperatura ideale anche per giocare a calcio. La Roma passa in vantaggio dopo 3 minuti con Montella, calcio d'angolo e bellissimo gol al volo di sinistro sotto la traversa, alla faccia di chi pensava che le squadre si potessero studiare e dar vita a una partita noiosa. Succede tutto nel primo tempo, la Lazio in pochi minuti pareggia e vince la partita. Al 25esimo segna Nedved, anche se il tiro viene deviato, viene dato inizialmente autogol, poi con le regole di oggi il gol sarebbe stato assegnato al centrocampista ceco, e al 28esimo c'è una bellissima punizione dal limite dell'area di Veron sotto l'incrocio dei pali, che batte Lupatelli, che era quel giorno il portiere della Roma. La Lazio vince 2-1, alla fine dell'anno vincerà lo scudetto in rimonta sulla Juventus, come abbiamo già descritto in un precedente video, e la Roma arriverà al sesto posto, ma gettando le basi per lo scudetto che vincerà l'anno successivo, nel 2000-2001, sempre con Fabio Capello in panchina. Vi faccio vedere il servizio del Buoni Sportivo di quel Lazio-Roma 2-1, eccolo qui, vedete l'esultanza della Lazio, ci sono anche i gol, adesso vi faccio vedere. Questo è il gol di Montella, vedete, molto bello, in alto, e questi sono i gol della Lazio, il pareggio di Nedved deviato da Zago,
e il gol di Veron sul calcio di punizione non si vede benissimo, naturalmente tutto quello che io vi racconto ve lo potete andare a cercare con i video, tanto ci sono i servizi della partita, e questa è l'esultanza dei giocatori della Lazio e la vittoria della Lazio 2-1 nel derby di Roma contro la Roma. Vi faccio vedere rapidamente anche l'album con le due squadre. La Lazio campione d'Italia 99-2000, ci sono varie pagine, questa è la prima con scudetto, squadra, allenatore e la storia della squadra, dei campionati, un po' come si trova su Wikipedia, come si trovava sull'almanacco del calcio. Qui c'è gran parte dei giocatori, difensori, portiere, difensori e centrocampisti. Eccoli qua. E qui ci sono gli attaccanti, parte degli attaccanti e i nuovi acquisti. Vedrete anche Fabrizio Ravanelli, che era arrivato a gennaio, sarà molto importante soprattutto nello spogliatoio per far rimanere unita la squadra, che aveva perso un po' qualche speranza proprio in questo periodo tra febbraio e marzo di riagganciare la Juventus. E adesso vi faccio vedere la Roma. Eccola qui, la Roma 99-2000. Che disputerà un campionato abbastanza sotto le attese, poi una squadra comunque che ingaggia Capello come allenatore non punta ad arrivare sesta in classifica, invece sarà così alla fine del campionato, ma come abbiamo detto getterà le basi per lo scudetto dell'anno successivo. Questi i giocatori e questa l'ultima pagina dell'album con gli altri giocatori. Guardate Fabio Junior accanto a Totti, diciamo, insomma, così della Roma capiranno bene le differenze tra i due giocatori. Questo è Lazio-Roma del 99-2000, Lazio 2, Roma 1, la Lazio vincerà lo scudetto alla fine del campionato, vedremo come andrà il derby di quest'anno, che vale comunque per un piazzamento europeo di una Lazio buona nella prima parte e un po' ridimensionata successivamente, e una Roma che al contrario è partita malissimo e sta recuperando nella seconda parte. Vedremo che cosa succederà in questa sfida, che in città resta comunque tanto sentita ogni volta che si affrontano le due squadre. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, ci vediamo la settimana prossima per analizzare un'altra partita che si giocherà nel fine settimana di campionato e noi ne andremo a prendere, a ripescare una del passato. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, avanti tutto.